No, 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 no. Basta, Mala! Non ci sono alternative. Costanza arriva tra pochi giorni e io non vi posso più ospitare. Vediamo dove cazzo è sto posto. Ma qui non c'è, mestre. È vero? Te ho detto? Dovrebbe essere circa... qui? Sì, si sporco di attore. Ascolta, da questa cartina non si capisce niente, cerchiamone una vera. Sì. La settimana scorsa mio cugino mi ha detto che andava a Mestre. Ma chi, Giulia? Sì, potrei sentir lui, lo chiamo e mi faccio dire qualche informazione. Guarda, sei morto. Ma che morto, dai. Da quanto sei che non ti senti? Sono 2 settimane. Porca merda, sono 2 settimane. Dai ragazzi, sbrighiamoci che dobbiamo prendere 2 piazzelle a Roma. Sai Gloria, ti invidio. Perché? Perché hai la casa. Sì, ma con chi? Con un gatto attaccato ai maroni. Appunto. Non ti invidio più. Oh, Ma che roba è? ma Massimo aveva parlato di ste barche coi rode, ma è massa grande. Ma poi sono velocissime. Dai ragazzi, datevi una mossa! Ok, mi sembra un buon momento. Solo sul bianco. Ok. Mala, che passa? Stavo malissimo, mi viene a tubar. Aspetta un attimo. Ma ce la fai? Allora ti posso dare del Motilex per il mal di stomaco, della Biochetasi invece sei in nausea e magari se sei un po' agitato ti posso dare delle benzodiazepine. No, Fio, mi sento morire. E vabbè, e scendiamo, no? Ci penso io. Ferma il bus! Ma che cazzo fai? Dai Mala, ma non è possibile. Cosa avremmo fatto? 3 o 4 chilometri e tutti dritti. Cazzo ti vuole l'Africa? Ti sta male in batteo, mi sta con male in pullman. Dai Mara, andiamo a sentarci. Adesso fa un bel respiro profondo. Dovresti mangiare qualcosa di secco, dei biscotti, dei crackers. Io di secco non ho niente, solamente dei tramezzini. Tu le uova? Sì. Posso un pezzettino? Non ti vedi che stavo male. Però i tramezzini della campagnola te li mangi, eh. Oltretutto sono stati inventati qua a Mestre, non a Venezia come dicevate voi. Ma che cazzo ti dici? Sì, ma non me l'hai detto te. Sì, ho letto l'altro giorno un articolo. Ma le cose dell'ercio ti ho detto, dai. Ma secondo te in Asinga, in africana vendiano gli altri cosa mi inventa, cosa no? Scusate, no, scusate, io adesso non so da dove vengano le ragazze, però hanno ragione. Scusi? Dico, è storia che i tramezzini sono stati inventati a Mestre. No, cara signora. Dasa non, fra San Silvestro e Campo Santa Pronale. Mi ricordo come che fosse ieri. Era appena finita la guerra e andaimo con Giorgio a torsi i tramesini in Campiello dei Meoni. Ma mi scusi, lei sta dicendo che appena finita la guerra esisteva già Tramezzino? Ma mi faccia piacere. Rosticceria al Canton, qua, via Allegri. Là è stato inventato il primo e vero tramezzino. Bravo. Altro che... E comunque è stato inventato molti anni dopo di quello che dice lei. Dieselman. Ecco, vede, 10 in Isola, si stai buoni, solo di copiarne. Cioè, se Dio dirmi che negli anni 50 esisteva già Mestre? Basta questa storia, Moeghia, il Tramesin è nato a Venezia e lo sa tutti. Ma ragazzi, arriva i paroni del mondo, se arriva. E viva le glorie del nostro Leon, la serenissima Repubblica di Venezia, se è morta!
Non esiste più da anni, da secoli, caro mio, da secoli. Sveggeve! Ma senti questa, un'altra di nuova adesso. Mestre capitale. Non sarebbe una cattiva idea. Intanto vedremo cosa c'aveva il sindaco. Ah, buon queo. Mese sempre sta sul cazzo sta arroganza. Non èase arroganza, è ase storia. Qui è chi scrive nei libri e insegna anche a scuola. Ma la storia si può cambiare per fortuna. Coi buone o coi cattive. Oh, che paura, guarda i mestrini, so qua che tremo. E adesso? Vengo mestre, con sempre il ferro in scarsea. E anche a me. E mi no. Incredibile! Tutta sta storia per un tramezzino! Cazzo ragazzi, ho creduto di morire. Ragazzi, ma dov'è Mala? Mala? Mala!